Ecco, questo è quello che nessuno avrebbe mai voluto commentare, io per primo, perché effettivamente commentare una sconfitta di questo tipo è commentare la disfatta di una strategia. Ce ne dobbiamo ricordare perché siamo ancora davanti a tutti, siamo ancora in una posizione di salvezza e questa la dobbiamo tutelare, ma perché si capisca che questa situazione va difesa per l'intero anno e non solamente nelle ultime 4 partite, bisogna analizzare a fondo questa gara. Una gara interpretata con il lancio lungo, spizzichi e speri nello scatto del tuo giocatore, che peraltro ti ha permesso di avere, malgrado la tattica sia la tattica peggiore per giocare al calcio, di avere anche qualche occasione, il palo di João Pedro ad esempio, lo spunto di Keita, nelle poche occasioni in cui hai giocato la palla bassa sei riuscito magari anche ad arrivare alla conclusione. Quando hai giocato con la palla alta praticamente hai giocato a tennis tavolo, con la palla che veniva ribattuta sistematicamente, con dei giocatori che non sempre erano più forti degli avversari e con questo gioco che è stagnato, aspettando la fine della partita. Purtroppo quando tu imposti una partita di questo tipo o ti va bene o ti va male, ci sono poche altre soluzioni, nel senso o trovi tu l'episodio per vincere o lo trovano gli altri. Allora, se tu sei più forte di una squadra non devi aver paura di giocare. Il Cagliari invece a quanto pare la paura l'ha portata dentro il campo, accettando un tipo di gioco di questo tipo, accettando di interpretare la gara esclusivamente con lanci lunghi, con balle che venivano messe avanti nella speranza che qualcuno le potesse raccogliere e far diventare oro. Bene, i giochi di prestigio, che sono gli stessi giochi di prestigio che non si capiscono nella gestione dei giocatori che scompaiono e riappaiono, le 3 carte, giocatori che ti vengono dati con infortuni gravissimi che non possono rientrare e poi improvvisamente li trovi in campo, vedi Nandez, vedi Valukiewicz, vedi tanti altri calciatori che vengono gestiti in un modo incomprensibile. O a Cagliari c'è qualche altro virus oltre a quelli che ormai dominano il mondo, perché ci sono questi virus che improvvisamente compaiono, ti annullano la possibilità di utilizzare i giocatori per mesi e poi improvvisamente scompaiono e li rimetti in campo nel giro di 14 giorni, oppure c'è qualcosa che non va a livello di gestione di quella che è la rosa che hai a disposizione. Perché sottolineo questo in un momento di difficoltà tecnica e nel momento in cui la classifica si riduce? Perché una squadra di calcio è una squadra che si costruisce con tutte le risorse che hai, che può diventare squadra se tu sfrutti tutte le tue risorse, se li metti in campo e li rendi insieme una sinfonia, un'orchestra, un gruppo che riesce a dialogare tra di loro. Se tu metti una cozzaglia di giocatori che cambiano di volta in volta, molto spesso li hai messi anche in posizioni che non erano loro, anche per far scomparire o riapparire i giocatori, è chiaro che ti ritrovi alla finale della stagione a doverti confrontare con il Genoa che è un'altra cozzaglia di giocatori. Perché dico questo? Perché il Genoa, ed è una cosa che succede da anni, è sempre stato criticato proprio per il fatto che smantella la squadra dopo ogni girone d'andata. Bene, noi abbiamo preso il modello dal Genoa, siamo diventati il modello del Genoa, quelli che non riescono a mettere in campo una stessa squadra per un'intera stagione, tanto da creare un'identità, un'intelaiatura, un sistema di gioco, tanto da non riuscire a proporlo questo sistema di gioco giocando con la terzultima del campionato, con una di quelle che segna di meno, con una di quelle che sa solamente difendere. Bene, se queste sono le riflessioni stiamo molto attenti a quello che succede nelle ultime 4 giornate. Ribadisco, il Cagliari ha punti in più sulle concorrenti, ha ancora la possibilità di gestire questi punti in più, ma deve essere consapevole del fatto che è una squadra di calcio e non una cozzaglia di giocatori. Se giochiamo da squadra, se giochiamo al calcio invece di mandare il pallone avanti sperando nella dea bendata, rischiamo veramente di trovarci nella bagna, si usa dire a queste parti, con altre squadre che ricostruite, anche loro quindi cozzaglia di giocatori a metà stagione, stanno rischiando di fare più punti di noi.